Nel paese si discute di diritto di cittadinanza e il nuovo neologismo è ius scholae, di cui si è parlato in un gazebo di Fratelli d'Italia, volto a smascherare quelle che vengono definite le menzogne dell'opposizione. Questa è la nazione nel quale si elargiscono uno straordinario numero di cittadinanze, l'anno scorso pari e superiore ai cittadini che abitano in provincia di Belluno, quindi oltre 200.000 cittadinanze. C'è una legge che funziona, che consente a chi vuole essere italiano di ottenerla con varie tipologie, o per matrimonio, o dopo 10 anni che sei in Italia, o al 18° anno d'età se i genitori prima non l'hanno richiesta, e quindi un'ampia gamma che consente appunto di oltre 200.000. Direi che quella della sinistra è una polemica strumentale su una questione che non è una priorità, non lo è per noi, ma non lo è nemmeno per loro, tant'è che quando governano non lo fanno. Incuriosisce se ne parli a Feltri, il cui consiglio comunale era stato stigmatizzato dal segretario bellunese della Lega Andrea De Bernardin per il fatto che solo Lega e Fratelli d'Italia avevano votato contro un ordine del giorno in materia proposto dalla minoranza. Secondo noi non era una priorità. Non è nel programma della città di Feltre, comunque non mi risulta che ci sia lo ius scholae nel programma della città di Feltre. È abbastanza strano che una maggioranza si faccia trascinare dall'opposizione in un voto di questo tipo, però io, ripeto, non contesto e non critico, prendo atto e sono felice che Fratelli d'Italia invece abbia mantenuto la posizione che è quella coerente con i propri valori e i propri ideali, è quella che ci contraddistingue da sempre.